Nuovo look per Porta di Ponte e le sue aree di pertinenza. Grazie a un finanziamento di 1.400.000 euro assegnato dalla Regione Siciliana, al Comune di Agrigento, prende il via la progettazione dei lavori per la completa riqualificazione di uno degli ingressi più iconici del centro storico di Agrigento. L'intervento prevede il rifacimento della pavimentazione dei marciapiedi, la sostituzione degli arredi urbani, panchine, cestini, pali dell'illuminazione e un'illuminazione artistica capace di valorizzare il contesto storico. Un'attenzione particolare sarà dedicata al recupero dell'area verde, riportandola alla sua forma originaria attraverso l'uso di foto storiche. Ci siamo posti questo obiettivo fin dall'inizio del nostro mandato: riprendere vecchi progetti per rendere il centro storico più vivo e attrattivo attraverso processi di rigenerazione urbana. Dichiara l'assessore ai lavori pubblici Gerlando Principato. Questo intervento si inserisce in una più ampia strategia di trasformazione della città, che comprende i lavori già in corso a Terravecchia di Girgenti, il progetto di demolizione e ricostruzione di un intero isolato a Santa Croce, la riqualificazione di altre aree dello stesso quartiere, il recupero di via Empedocle già appaltata, e la realizzazione di un ascensore di collegamento tra Piazza Stazione e Porta di Ponte. La prossima apertura dell'Università in via Atenea, insieme ai lavori di riqualificazione, conclude Principato, contribuirà a rendere queste aree veri poli di aggregazione e sviluppo.